Assessore Pullo, oggi una tappa particolare presso l'ASP, l'unità degenerativa, diretto dalla dottoressa Gucciardino, con un pubblico particolare. Continua il nostro tour itinerante, siamo partiti con le scuole, oggi una tappa importante, siamo presso il centro di malattie degenerative diretto dalla dottoressa Liana Gucciardino, a cui va il mio ringraziamento, ma va il ringraziamento all'ASP di Agrigento per averci ospitato in questa importante iniziativa. Oggi avremo un taglio particolare perché andiamo a toccare temi importanti che colpiscono senza ombra di dubbio gli anziani, ma qui c'è anche l'opportunità della presenza dei caregiver che ci daranno una grossissima mano d'aiuto proprio ad evitare che le persone anziane che hanno delle difficoltà dal punto di vista della salute di trovarsi poi ad incappare in questo odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Un importante incontro dove ci saranno i nostri esperti che parleranno delle truffe e cercheremo di aiutare questi anziani a non cadere in queste trappole. Oggi una giornata particolare del progetto Io non ci casco, organizzato dal comune di Agrigento, qui presso l'ASP in questo reparto. Sì, io a questo proposito devo ringraziare a nome di tutti i cittadini, soprattutto dei cittadini fragili che hanno una determinata età, che hanno delle comorbidità, devo ringraziare sia il Comune per questa lodevole iniziativa, ma anche le forze dell'ordine, in questo caso le forze della polizia e quindi anche la questura. È un argomento di notevole attualità, tanto che tutti i giorni nei mass media sentiamo e ascoltiamo varie truffe perpetrate nei confronti di poveri cittadini inermi che giustamente cascano nelle varie truffe che si attuano sia tramite telefonate un po' particolari, sia tramite internet, anche noi diciamo di una certa età ci caschiamo, per carità. Quindi sono favorevole a queste iniziative affinché sia cassa di risonanza nei confronti poi di tutta l'intera cittadinanza. Dottoressa Gucciardino, oggi un momento diverso, particolare, dove si parla di truffe agli anziani qui presso il reparto da lei diretto. Sì, oggi si tratta un argomento che a noi sta molto a cuore perché abbiamo contatti giornalieri con utenti anziani che purtroppo hanno subito delle truffe, per cui abbiamo accolto veramente con molto interesse questo progetto dell'assessore Pullo, che è un progetto veramente di grandissimo valore anche per il coinvolgimento dei giovani, i cosiddetti nipoti digitali. Questi incontri intergenerazionali sono importanti proprio per costruire una società migliore, una società più attenta, più informata e che abbia anche rispetto nei confronti dell'anziano. Sì, oggi è un incontro molto importante anche perché rappresenta l'unione tra le generazioni. Abbiamo presente l'Istituto Montalcini che è venuto a supportare gli anziani che frequentano il centro dell'unità operativa degenerativa. Oltre che un momento di formazione, di incontro, di dibattito con i vari esponenti istituzionali, ci saranno anche un momento conviviale con un gruppo folcloristico sempre dell'Istituto Montalcini che allegrerà la giornata ai nostri anziani. L'app Agrigento, che adesso ha inglobato anche questa iniziativa, questa campagna Io non ci casco, e sono molto contento di far parte di questo gruppo di lavoro così forte, così affiatato, che sta lavorando davvero da tanti mesi con tantissimo impegno e che sta portando questo grande risultato di coinvolgimento. Noi partiamo dal dato che la mamma dei truffatori è sempre incinta e quindi abbiamo bisogno di proteggere i nostri anziani ed è partito appunto il servizio come Io non ci casco contro le truffe agli anziani, ma in realtà è un problema che riguarda tutti, a cominciare da me. Chi non ha avuto un tentativo di truffa alzi la prima mano. Quindi io credo che questa iniziativa è importantissima, è da tenere in grande considerazione, è bellissimo il coinvolgimento dei nipoti digitali, quindi aver portato avanti questa campagna qui ad Agrigento è per noi, per l'azienda che rappresento, ma anche per il comune, motivo di grande vanto.